Carissimi amici e amiche del mondo dello sport ed in particolar modo del gioco del calcio, mi rivolgo a voi che considero persone con immense risorse. È un periodo buio che stiamo attraversando tutto il mondo, ma noi dobbiamo essere protagonisti attivi in questo periodo, protagonisti attivi nel senso che dobbiamo infondere l'ottimismo e quindi mettere in campo tutte le forze che noi sappiamo tirare fuori nei momenti difficili, l'abbiamo sempre dimostrato nel tempo e negli anni. Quindi dobbiamo essere protagonisti attivi in questo periodo particolare. Questo è un Natale diverso da tutti gli altri, è un Natale particolare, un Natale che ci deve far riflettere tantissimo, quindi lo definisco un Natale di riflessione. Dobbiamo pensare veramente tantissimo a ciò che è stata la vita fino adesso e ciò che sarà la vita domani, e quindi confido tantissimo in voi. Noi come i Federazione Italiana Gioco Calcio, da Roma alle varie periferie, non stiamo fermi, stiamo lavorando per la ripresa dei campionati, e quindi stiamo cercando di trovare tutte quelle soluzioni possibili e immaginare che ci possa portare alla ripresa di alcuni campionati, all'inizio di alcuni campionati che non sono nemmeno iniziati fino adesso, e di portarla avanti fino al termine della stagione regolarmente. È chiaro che non dipende solo da noi dobbiamo solo farci trovare pronti nel momento in cui chi di competenza e chi ha il compito in questo momento di guidarci sotto l'aspetto scientifico, medico-scientifico, quando ci diranno che possiamo andare in campo in sicurezza, noi ci dobbiamo far trovare pronti, e questo che stiamo facendo a tutti i livelli nella Federazione Italiana Gioco Calcio. Auguro di vero cuore e con immenso affetto un sereno Natale al vicepresidente nazionale della LND, il dottor Sandro Morgana, all'ingegner Sandro Presti, il nostro presidente regionale del Comitato Sicilia, al professor Stefano Valenti, il nostro coordinatore del settore regionale scolastico della Sicilia, alla professoressa Antonella Attanasio, il nostro delegato del CONI della provincia di Agrigento, al presidente dell'AIA, dottor Calogero Drago, al presidente degli allenatori Calogero Capraro, a tutti coloro che operano nel mondo dell'informazione, ed in particolar modo a TVA, che ci ospita sempre nei propri studi televisivi e sempre gentilmente ci porta avanti le nostre trasmissioni. E poi per ultimo i componenti della nostra delegazione, che sono coloro che portano avanti il gioco del calcio con l'impiegato, sempre attivi, sempre protagonisti veramente in tutte le attività che noi facciamo, e alla fine, ma non per ultimo per l'importanza, alle nostre società, a coloro che veramente operano praticamente attivamente, che vanno in campo, quindi a tutti coloro che operano intorno alla società, quindi gli allenatori, i dirigenti, i calciatori. Che dire, io mi auguro che a più presto ci possiamo vedere nei campi sportivi dove veramente noi operiamo e dove noi veramente ci troviamo con gioia. Buon Natale a tutti e alle vostre famiglie. Buon Natale.